Da pochi istanti è terminata la sfida di campionato tra Supergiovane Castelbuono e Marineo, risultato di 2-0. Sono qui con il vicepresidente Saverio Latella, lo salutiamo. Buonasera, buonasera a tutti. E chiediamo subito una partita molto bella, fin dai primi minuti, 2-0 con la rete nel finale che ha chiuso decisamente il match. Che partita è stata per lei? È stata un'ottima partita, un'ottima prestazione per tutti i ragazzi e hanno fatto una partita veramente da encomio. Non devo dire nulla su nessuno perché hanno giocato tutti bene, tutti veramente bene. Il risultato ci sta, anche il Marineo è una squadra discreta, è un'ottima squadra, quindi non ho nulla da recriminare. Oggi due grandi parate, in particolare del portiere Mammano sulle punizioni di Maggio. Cosa ha pensato quando si è diretto il difensore avversario su quel pallone? Ma man mano è un 2006, un ragazzo promettente, non avevo dubbi che oggi faceva bene, oggi ha fatto veramente bene. Mario è un bravissimo portiere e veramente siamo contenti di averlo sulla nostra squadra. Oggi invece il man of the match probabilmente è stato Marco Billetta, un gol e un assist, tante giocate, classe 2005. Billetta è un ottimo giocatore, Billetta veramente è un ragazzo che promette bene, sta facendo bene ogni settimana, ogni domenica. Oggi ha fatto un'ottima prestazione, bravo Billetta. Adesso invece guardiamo il calendario perché la prossima sfida è contro il Città di San Vito. Come la preparerete questa sfida e se li conoscete magari? Allora, la prossima è una partita molto difficile perché San Vito oggi ha fatto bene, mi sembra che ha vinto 2-0 se non sbaglio fuori casa. Noi ce la giochiamo, è normale che ce la giochiamo e cerchiamo di fare risultato anche a San Vito.